E buongiorno, domenica. Allora, sto facendo colazione, in realtà mi manca solo il caffè latte da bere. E questo è il nuovo pigiamino di Shein che avevo preso. Vediamo se riesco a combinare qualcosa. Ecco. È a vita altissima, così non è su del tutto, cioè su del tutto mi arriva fino qua. Ok, è a vita altissima, è leggerino, è per questa stagione, con un'altra maglia sopra. Io vado a dormire con un'altra maglia. Però è bellino, cioè, non credo sia cotone, non credo proprio sia cotone, infatti poliestere 100%, però, e si sente perché è diverso dal cotone, però alla fine è bello come pigiamino, bello, semplicissimo. L'ho visto, ho detto sì, perché ho bisogno di prendere pigiami, sono senza pigiami, perché alcuni li ho buttati perché erano distrutti. E quindi mi sono comprata questo e un altro. Sì, è un altro, solo che l'altro mi dà un po' di pizzicore e quindi l'ho provato a indossare una volta, ma devo riprovarci perché forse era la mia pelle che era un po', non lo so, irritata magari dall'acqua calda della doccia perché ho la pelle che è una roba disastrosa e forse era per quello. Devo riprovarlo comunque. Ecco, così. C'è Pipo. Volevo farvi vedere Pipo che si scaldava le ossa al sole, ma si è già spostato. Ciao. Ah, che bello quel palo. Ah, sì, sì, sì. Beh, tu ti scaldi le ossicine. Bravo. E Pipo tiene sul palo. Pippo tiene sulla casetta. Guardalo, guardalo. Mimì. Chissà se si è lavato, perché ieri si era sporcato tutto, ha avuto un po' di mal di pancia, poverino. Poi gli ho dato l'integratore per l'intestino, infatti non ha più avuto scariche, poretto. Si era sporcato tutto, c'era una puzza qua dentro. Per forza. Ciao. Sì, sì, si è lavato. Vabbè, oggi una bella domenica di sole, però staremo a casa, non andremo in baita a mangiare. Devo sistemare ancora questa roba che è tutta lavata. Allo stesso tempo dovrei iniziare a vedere di qualcosa di un po' più grosso da mettere in armadio. In realtà non fa così freddo, perché è molto variabile la temperatura fuori, e quindi non è così freddo. Però un maglione in più magari, perché ho sempre quanti ne ho fuori. Però secondo me poi sono troppo grossi, quegli altri. Cioè vorrei fare il cambio armadio proprio con la roba invernale, però sinceramente sarebbe un po' esagerato in questo momento. Già ieri volevo mettermi a tirar fuori qualcosa e poi ho detto no. Dovrei tirar fuori più che altro la giacca del lavoro, perché è ancora messa sotto vuoto di là in armadio, e sto usando quella tutta leopardata per andare al lavoro, che tanto, boh, non lo so. Oggi devo smontare tutto il coso qua, lavare i capelli. È stato un po' strano dormire con questa roba in testa perché sono stata molto attenta che non si spostasse, eccetera. Avevo messo un asciugamano sul cuscino, perché comunque macchia tantissimo questa tinta. Allora, io non so se uscirà prima di questo video, dopo questo video. Vorrei registrarvi un video sugli acquisti che ho fatto da Shein nel tempo, in questi mesi, di cose utili per la casa, di cose veramente utili per la casa. E vorrei registrarvi proprio un video su queste robe qua e anche su alcune cose di abbigliamento, alcuni capi che ho preso, dei vestiti autunnali che non ho ancora iniziato ad usare, ma vorrei iniziare ad usare. Però devo provare le calze che ho perché sono da usare con le calze, so che ne ho comprate anche di nuove, anche di carine da usare proprio con questi vestiti. Il problema è che non ho scarpe adatte a questi vestiti. Sarebbero perfette le Adidas, però belle, pulite, perfette, non così come ce le ho adesso, luride. Sarebbero belle, bianche, perfette con quei vestiti. E io in realtà ho delle scarpe bianche perfette, però per andare al lavoro si sporcano, e tanto anche. Vero sì, perché poi io non sto ferma in ufficio, quindi me le sporco puntualmente. Comunque dai,
Ragazzi, finisco di bere il caffè latte e mi continuo a guardare il video di Gemmina. Seguite anche voi Gemmina Makeup, vabbè, una volta. Gemmina, io guardo sempre i suoi video perché a parte che sono lunghi e mi piacciono, ecco, lei mette video così lunghi, ma sono video che guardo molto volentieri, anche se sono lunghi. Invece di alcune persone non li guardo se sono lunghi. E invece i suoi sì, li guardo molto volentieri, poi comunque c'è la nuova casa adesso, ci sono tutte i vari lavori, quindi mi piace vedere. Poi è bello, cioè hanno 3 case, una meraviglia. Cioè, hanno la casa in campagna, hanno la casa lì a Roma, 2 case lì a Roma. Cioè, è stato un cambiamento della loro vita in quest'ultimo anno che è impressionante. È stato veramente un anno di cambiamenti per loro. Però bello, mi piace, mi piace. In qualche modo un po' tutti sogniamo una vita così, che poi non è rosa e fiori assolutamente, anche loro avranno i loro problemi sicuramente, però è bello e mi piacciono quei video tantissimo. Vabbè, poi ho visto anche purtroppo, e l'ho aperto diverse volte, io da stupida, ho visto il video di Chiara Facchetti che purtroppo il gatto è morto, uno dei suoi gatti, e ci sono rimasta malissimo, perché comunque io la seguo da sempre praticamente, quindi sono rimasta malissimo. Ed è un po' come quando a me è mancata Panna, per voi insomma, per voi è stata la stessa cosa, perché mi seguivate, chi mi seguiva dall'inizio insomma, e quindi è stata un po' la stessa cosa e l'ho vissuta io, cioè quella volta l'avete vissuta voi con me e stavolta l'ho vissuta io con lei, cioè è stata una roba. E quel video purtroppo l'ho aperto un po' di volte perché volevo provare a vederlo tutto, ma non ci sono riuscita. Non sono così stabile mentalmente da guardare video così. Basta ragazzi, adesso io mi bevo il caffè latte. Non so Franz dove sia, forse si è messo a pulire la macchina, la sua Jeep è schifosissimamente sporca. Anche la mia macchina è lurida, eh. A fine ottobre ho il tagliando da fare. In ritardo di 2 mesi, ma insomma, ho il tagliando. Ma, devo pulirla, è un cesso proprio. E voilà! Sono tornata con i capelli super colorati. Sì, sono ancora in pigiama, stona la cosa. Un pochino. Comunque sono tornata con i miei capelli super colorati. Che meraviglia! E ho messo anche un po' di rossetto, ma non tantissimo. Non l'ho proprio messo pesantemente, giusto per dare un po' di colore. La cute mi è rimasta colorata, ma da Shein ho preso quella spazzolina che serve per pulire bene la cute, visto che ho la cute grassa. E quindi sto aspettando che arrivi. Comunque, adesso ho la lavatrice da svuotare. Posso appoggiarvi qua? Vediamo. Sul posto dei croccantini di bue. E dovrei fare anche una lavasciuga come si chiamano? Gli asciugamani. Perché ci sarebbe necessità di lavare un po' di asciugamani. Intanto vado a stendere questa roba. E secondo me oggi ci sta un bel cambio occhiali. Mi piacerebbe usare quelli. Mi piacerebbe usare questi. Questi stanno bene con questi capelli, credo. Provo. Sì, ultimamente anche per andare al lavoro sto cercando di usare gli occhiali, cioè gli occhiali quelli diversi dal solito. Ma non mi piacciono, no. Questi non mi piacciono tanto con questo colore di capelli. No. Non mi convincono. E quindi via. Via, mettiamo qualcos'altro. Mettiamo gli altri soliti. Saranno anche sporchi? Un pochino magari, sì. Ok, questi mi piacciono ormai, mi sono abituata a averli anche andare a lavorare questi.
Un altro aggiornamento rispetto all'home tour che vi avevo fatto è questo. Ho preso questi due appendi asciugamani da tenere qua, così. Perché essendoci quel mobile lì non ci sono più i due appendini e quindi boh. Lì a quel mobile non ho fatto nessuna modifica invece. Qua c'è il caos. Non guardiamo. E li ho presi perché ne avevo comprato uno anche qui per la cucina, dove ci metto l'asciugamano che uso qua, e mi sono trovata bene appunto, e quindi ne ho presi altri due per il bagno. Ragazzi, qua i polletti si sono messi nelle cucce, no, uno nella cuccia e l'altro polletto invece su questo. Qua c'è l'asciugamano perché ieri Pippo ha sporcato e devo lavare il cuscino sotto. Ma siccome è per fare la lavatrice di questa roba qua devo aver lavato tutto il resto perché poi si sporca la lavatrice, allora intanto gli ho messo sopra un asciugamano e via. E via. Passeggiata. Sono uscita un po' perché sennò mi stavo addormentando. Ho detto vado a farmi due passi di fuori.